Assessore, di che cosa si parlerà oggi riguardo il tagliamento? Una riunione importante, un passaggio ulteriore che facciamo nel dare corso allo sblocco delle risorse che importanti, sono per 38 milioni di euro, con la quale finalmente si è individuato quali sono gli interventi prioritari per la messa in sicurezza del tagliamento. Insieme anche alla collega Santoro delle infrastrutture, all'amministrazione comunale, con il sindaco in particolare, si sta definendo quali sono appunto i passaggi, perché l'obiettivo chiaramente è che queste risorse che sono state ferme per così tanto tempo vedano nel più breve tempo possibile invece un loro impiego. Quindi la riunione di oggi ha appunto questo scopo. Quando si intende nel più breve tempo, che progettualità avete? Ricordo che queste risorse sono destinate essenzialmente per il consolidamento di arginature, quindi queste ipotizziamo che siano risorse che potranno avere un utilizzo in tempi più contenuti, nonostante la fase ovviamente progettuale che è necessaria, deve essere realizzata, e poi però una parte importante che chiederà un po' più di tempo, ed ecco perché è fondamentale che anche gli assessorati regionali lavorano insieme, è invece l'innalzamento del ponte dell'Anas a Latisana. Questa è una grande opportunità per il comune di Latisana, perché anche può aiutare a ridisegnare quella che è la viabilità di un comune sicuramente molto trafficato. E a brevissimo in giunta regionale passerà una delibera con la quale appunto ci sarà l'impegno dei fondi, perché questi entreranno nell'ambito dell'accordo di programma in cui la Presidente Serracchiani è commissario per il rischio idrogeologico. Questo è un passaggio importante proprio per far sì che la gestione di questi fondi e quindi l'operatività delle risorse destinate abbiano i tempi più contenuti possibili. Assessore Santoro, quali problemi per le infrastrutture con questo sblocco di finanziamenti per la messa in sicurezza del tagliamento? Ma più che di problemi io parlerei di grandissime opportunità, perché avere dei finanziamenti finalizzati, in questo caso all'innalzamento del ponte di Latisana, permette davvero di fare un punto sulla situazione della viabilità, che ricordiamo è una viabilità che svolge diverse funzioni, perché se da un lato è il ponte di Latisana, dall'altro essendo su una strada regionale che passa da est a ovest nella nostra regione, assume anche ad un ruolo proprio di livello regionale, ma direi anche interregionale, nel momento in cui ad esempio succedono le chiusure della autostrada oggi per i lavori ma anche per gli incidenti. Quindi un tema importante che abbiamo già affrontato a Portogruaro e che deve vedere insieme la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia in un'intesa di riconfigurazione della viabilità in quest'area, proprio perché il traffico di attraversamento possa avere anche alternative rispetto a questo ponte che entra direttamente in città. Non nascondiamo che c'è anche tutto il tema del rapporto tra le località balneari di Lignano e Bibbione, che oggi utilizzano viabilità assolutamente non idonea per quanto riguarda questi grandi flussi di traffico. Quindi una grandissima occasione, perché avere i fondi significa davvero poter mettere in atto delle politiche fattive e come dire, operative di riqualificazione dell'intero sistema viabile.